il presidente Trentin ha fatto una bellissima proposta in un quadro di valorizzazione delle eccellenze, dell'identità del Veneto, della sua storia, che è una storia di continuo progresso, di continua capacità di visione, tanto che porta oggi il Veneto, come fu nella storia, ad essere un territorio di riferimento, una cultura di riferimento. E la proposta, nello specifico, è fare in modo che le scuole del Veneto abbiano una intitolazione, o magari degli spazi dedicati, a Elena Lucrezia Cornaro. Chi è Elena Lucrezia Cornaro? È la prima donna laureata nella storia, si laureò nella oggi più antica università al mondo, quella di Padova. Una donna che ruppe gli schemi, una donna che ebbe determinazione, forza e coraggio, ma anche segno di una cultura molto illuminata, che guardava anche ai grandi cambiamenti a partire dalla voglia di continuare a crescere culturalmente nelle scienze e quindi nella prospettiva anche tecnologica. Forse oggi è il messaggio più contemporaneo.